Parliamo di questa nuova iniziativa, un'iniziativa che sarà tra un mese, il 30 settembre, che il dottor Paolo Cilona sta organizzando, una cosa veramente importante al Palacongressi di Agrigento. Diciamo subito che la radice di questo incontro è il richiamo al periodo greco di Agragas, dove tanti agrigentini per quella sera del 30 di settembre interpreteranno ruoli, funzioni di grandi personaggi dell'antichità. Parlo di Terone, parlo di Calligratide, parlo di Acrone, parlo di Pindaro, parlo di Metello, tutti questi personaggi, Feaci, Gellia, saranno interpretati da altri agrigentini, i quali reciteranno alcuni passaggi della loro vita e del loro valore sul piano storico e sul piano anche militare e politico. Quindi sarà un avvenimento importante per ricordare le radici del popolo di Agragas. E inoltre nel corso della serata ci saranno altri agrigentini professionisti che prenderanno come ruolo quello dei viaggiatori. Ci sarà Dumas, ci sarà Guy de Maupassant, Goethe, Orwell e di tanti altri che hanno visitato la nostra città e che hanno lasciato segni indelebili del loro soggiorno e della loro presenza nella terra degli dei e del mito. Quindi sarà una serata importante che si richiama alle radici ma anche alla fondazione di Agragas avvenuta nel 583 a.C. per merito di coloni geloidi. Quindi diciamo che noi ricordiamo la storia attraverso i personaggi antichi ma rappresentati da agrigentini moderni. Da cosa nasce questa idea, professor Cilona? E perché questo grande avvenimento della nascita della città non è stato per niente ricordato, questo avvenimento importante, storico, quello della nascita della città, della fondazione della città di Agragas, e quindi è giusto ricordare questa data e questo segno importante della radice. Si parlerà anche del fiume Agragas, si parlerà anche di coloro i quali sono venuti qua come dominatori cartaginesi, parlo di Amilcare, parlo di Annibale, parlo poi dei consoli romani, però la storia greca si chiude nel 210 a.C. Il Palacongressi, come mai ha scelto il Palacongressi? E perché è un problema di consentire alle persone che desiderano partecipare di trovare lo spazio per il posteggio della macchina e di poter essere tranquillamente partecipi di una cornice storica così importante e così suggestiva.